Straordinario, finalmente dopo 2 anni si ricomincia a tornare alla vita normale, con la festa forse una delle feste più belle della Sicilia e del Parco dei Nebrodi, quindi siamo molto contenti e soddisfatti di questa festa, di questo inizio. Dobbiamo sempre ringraziare Madre Natura, però sono contento perché dopo 2 anni finalmente si sta incominciando a ritornare alla normalità. Visitare la Sicilia e il Parco dei Nebrodi perché siamo in paradiso, siamo nella terra più bella del mondo, quindi ci sono tanti motivi. Era quello di Demetra un culto misterico, accessibile soltanto agli iniziati. Ma nonostante tutto, per le sue caratteristiche strettamente legate alle dimensioni agrarie, esso dovette fondersi con il contesto politeistico pagano, ossia con la quotidianità vissuta da coloro che abitavano nei villaggi. Forse è proprio in questa fase che trovò forma quel simbolo che oggi chiamiamo Muzzuni, il cui corpo è costituito da una brocca ricoperta da un telo ornato con dell'oro, simbolo di ricchezza e abbondanza, dalla cui sommità, infatti, fuoriescono candidi steli di grano germogliati al buio, espressione di fertilità e rinascita. Siamo veramente molto felici di poter rivivere un'altra volta quella che è la festa del Muzzuni. Ci immergiamo nuovamente in questo rito dal sapore antico. Alcara stasera si trasforma, diventa un museo a cielo aperto. In tutti i quartieri vengono allestiti questi altarini, questi famosi Muzzuni, e attorno a questi Muzzuni questa sera si canterà, si ballerà, si berrà. Questa è la festa del Muzzuni. Avremo modo di riscoprire questo rito dopo purtroppo un paio di anni di stop che non sono dipesi dalla nostra volontà. Devo ringraziare i tanti visitatori che oggi sono presenti qui ad Alcara e quindi di conseguenza mi auguro che possano vivere veramente una serata indimenticabile immergendosi in quella che è la festa del Muzzuni. Ma il Muzzuni sinteticamente è questa brocca dal collo mozzo che viene adornata con gli ori dei residenti nei vari quartieri. Attorno a questa brocca vengono messi gli oggetti artigianali tipici della civiltà contadina. All'interno della brocca vengono messe le spighe del grano, garofani per simboleggiare proprio la fertilità. E questa festa del Muzzuni che cos'era? Era un rito propiziatorio con il quale i contadini invocavano gli dei affinché piovesse per avere un ottimo raccolto. E da anno in anno noi cerchiamo sempre di rivisitarla, di migliorarla e di conservare gelosamente quelle che sono le nostre tradizioni. Invitiamo tutti ad Alcara Nicusi, comune del circuito Bella Sicilia, per questo e tanto altro? Assolutamente sì, vi invito tutti ad essere presenti qui ad Alcara, a visitare il nostro piccolo borgo di tante risorse e ricchezze sia artistiche, culturali, paesaggistiche e naturalistiche. Vi aspettiamo tutti ad Alcara. Il rito del corteggiamento, con il quale un uomo dichiara il suo amore alla donna di cui si è innamorato. L'usanza vuole che davanti al Muzzuni le ragazze del paese abbandonino per qualche ora l'abituale riservo e ricambiano in pubblico gli scherzi dei ragazzi. Da una parte e dall'altra si intreccia una schermaglia amorosa ritmata da un lancio di fiori. Alla fine di questa semplice introduzione alla festa non resta altro che invitarvi a proseguire per le vie di Alcara, dandovi la possibilità di immergervi in questa suggestiva e magica atmosfera, divenendo voi stessi parte integrante e protagonisti di questa millenaria tradizione che vi abbiamo raccontato. Affacciati in bella, si può affacciare, chi se lo tempo, qui fare l'amore, vi fare l'amore, vi fare l'amore.